Ecco, per gettare un po' di benzina sul fuoco di questo dibattito che sta già cominciando ad animarsi, io, sempre dalla regia, chiedo un altro contributo, che sono le interviste che abbiamo realizzato nei giorni scorsi con due signore che hanno un'idea molto simile su quanto sta accadendo nella zona del Salto di Quirra. Prego. Ci troviamo di fronte all'ennesimo inganno del governo italiano col fatto che si sono prospettati finanziamenti per 75 milioni di euro da destinare alle bonifiche dei poligoni sardi. Allora, in questo inganno ci sono cascati anche alcuni parlamentari sardi che evidentemente sono stati distratti, hanno avuto una caduta dell'attenzione su un problema così importante, perché innanzitutto non è vero. Cioè, quando si parla di finanziamento di 75 milioni di euro, non è vero che è destinato solo ed esclusivamente ai 3 poligoni sardi, ma è destinato a 13 poligoni di cui i 3 sardi fanno parte, però ci sono 10 poligoni molto importanti che sono presenti nel territorio italiano. Complessivamente, tenendo conto di terra e di mare, stiamo parlando di 30.000 km quadrati, una superficie che supera quella dell'intera Sardegna. Facciamo i conti della serva, 75 milioni diviso 30 km quadri, il costo sarebbe di 0,002 a metro quadro. Rapportandoci alle nostre normali esperienze, come dire che pulire, e non dico bonificare, semplicemente pulire un appartamento normale di 100 metri quadri ci viene a costare 25 centesimi. C'è la bufala delle bonifiche, dei 75 milioni, perché non è vero che sono diretti ai poligoni sardi, e poi c'è anche il fatto che bisogna chiarire bene l'idea che quando parliamo di bonifica vuol dire veramente interventi totalmente diversi, e da questo punto di vista gli americani insegnano, visto e considerato che a Porto Rico, in un sito militare americano, dove sono state previste gli interventi di bonifica, hanno per un sito che è esteso 1/3 rispetto al poligono di Quirra, hanno investito ben più di 600 milioni di euro e sono veramente ancora a metà strada. Su Capoteulada c'è uno studio commissionato dal Ministero della Difesa nel 2005 al CNR di Ancona, che ha valutato che per pulire solo ed esclusivamente il tratto di mare vicino alla costa, dei contaminanti che si vedono, si sentono, ordigni inesplosi, non stiamo parlando di roba radioattiva e roba del genere, il tempo valutato è intorno ai 30 anni, costi astronomici, infatti il costo economico non è stato fatto, quindi stiamo parlando di un'operazione di 30 anni di tempo. Ecco, mi pare che in questo dibattito sia stato importante inserire anche queste due posizioni che sono fin qui divergenti rispetto a quello che abbiamo sentito da Scanu, ma anche da Stocchino e dai sindaci del territorio. Scanu, ma lei ha avuto un calo di attenzione mentre il governo italiano ci metteva a disposizione questi 75 milioni. Ed è vero che non sono solo per i 3 poligoni sardi, ma per 13 poligoni in totale in Italia? Io ho posto questa domanda proprio qualche settimana fa in occasione dell'ultima riunione della commissione d'inchiesta allo stesso Ministro della Difesa, perché avevo già contezza di questa interpretazione. I soldi verranno spesi tutti quanti in Sardegna, ma a beneficio della tranquillità delle signore che sono intervenute ci è chiaro che queste disponibilità costituiscono soltanto l'inizio, che poi possano volerci 30 anni e ahimè ritengo che sia probabile, ma l'importante è che in questi 30 anni si possa lavorare, si possa bonificare, si possano sanare i danni che sono stati fatti. Il problema, a mio giudizio, consiste in un approccio schizofrenico, perché ci sono i negazionisti, quelli cioè che dicono tutto va bene Madama la Marchesa, e coloro i quali invece tendono a drammatizzare, a dire che è tutto un disastro, che bisogna
chiudere tutto quanto e che bisogna portare miliardi per poter sistemare le cose. Io credo che con equilibrio noi abbiamo dimostrato con i sindaci presenti che fare una fotografia fedele e corretta della realtà significhi creare le condizioni di base per poi effettivamente partire. Quindi respingo con la opportuna cortesia che debbo e voglio riconoscere alle signore questo tipo di interpretazione, nessun calo di attenzione, certo nessun calo di attenzione anche nei confronti di un problema. Su questo vorrei essere chiaro, che non può essere limitato ai poligoni di tiro. Noi in Sardegna abbiamo molti siti, e mi riferisco anche a quelli industriali, nei quali bisognerà intervenire per bonificare, e quindi la trilogia di cui le parlavo poco fa, salute, lavoro, ambiente, potrà inverarsi e realizzarsi. Torniamo fra un attimo. Dottor Onnis, ha sentito, insomma, io ho sempre grande rispetto e ammirazione per una come Mariella Cao, che fa di una battaglia civile la sua ragione di vita in questi anni, ed effettivamente se trova tali e tante motivazioni significa che c'è uno studio dietro e che c'è un impegno che, ripeto, dal suo punto di vista è veramente ammirevole. Ecco, è veramente del tutto sbagliato il tipo di approccio che abbiamo sentito da parte della Cao, anche il conto che lei faceva di quanti soldi ci vogliono, insomma. Sì, ma io ho avuto diverse occasioni di dibattere con la professoressa Cao di queste questioni e mi pare che stiano passando, almeno in alcune informazioni, passassero alcune cose secondo me terribili se venissero prese come tali. Allora, confondere 35.000 ettari con 35.000 chilometri quadrati è intanto un primo dato. 35.000 ettari sono 350 chilometri quadrati. Dire che 35.000 ettari sono le aree da bonificare e non che sono le aree occupate dal demanio militare è altrettanto grave. Quante sono quelle da bonificare? Allora, di lavoro della commissione che ho avuto il piacere di coordinare, su 13.500 ettari ne stimava circa 1 migliaio da bonificare. Stiamo parlando di un 8% di quel territorio. E allora è chiaro che se i conti vengono fatti a 2 centesimi di euro a metro quadro, partendo da questo tipo di presupposti, il discorso non torna. Prima considerazione. Secondo, quello è un territorio che si è ridotto così in 60 anni di attività. Non vorremmo mica pensare che qualcuno abbia la bacchetta magica e che nel giro di un triennio di finanziamenti a 25 milioni l'anno abbiamo risolto il problema. A me non pare proprio. Io credo che siano stati fatti alcuni passi in avanti con i lavori di questa commissione parlamentare d'inchiesta e con i dati che sono venuti fuori dall'ultimo lavoro di caratterizzazione ambientale. Ne cito qualcuno. Io ricordo che 4 anni fa la discussione era tra chi sosteneva che quei territori fossero inquinati e chi diceva no, assolutamente, riprendo l'espressione, tutto bene Madama la Marchesa. Oggi non c'è più nessuno che discute di questo. Oggi si discute di quali bonifiche attuare. Certo. Ma ragazzi, questo è un passo epocale. Mi pare che sia un passaggio in avanti enorme sotto questo profilo. Il dire che un'indagine epidemiologica deve dare verità, finalmente dare verità a chi ha bisogno di conoscenze, e io registro una cosa: in audizione al Senato c'è stato il preciso impegno a completare lo studio entro giugno del prossimo anno. Allora, io credo che l'insieme di questi elementi siano importanti. Onorevole Stocchino, ha sentito la sua collega consigliera regionale Claudia Zuncheddu, che è su posizioni diametralmente opposte alla sua per quanto riguarda le questioni politiche, sulle questioni dello sguardo critico a come viene portata avanti forse la bonifica non siete totalmente distanti. Ecco, in Consiglio regionale c'è contezza di questa situazione e qual è l'apporto che la politica sarda, che l'Assemblea legislativa sarda ha dato e può dare a questa vicenda? Ma anch'io, come il dottor Onnis, dissento un po' dalle affermazioni e dalle considerazioni che hanno fatto sia la collega Zuncheddu che l'altra dottoressa. Sposo le considerazioni del dottor Onnis e poi voglio anche precisare più o meno quello che sentivo dal dottor Scanu è stato poi confermato dall'onorevole Scanu anche dall'onorevole Ciccu in riferimento anche a una proiezione diversa. Sono stati previsti 75 milioni
in 3 anni, ma la Commissione ne ha chiesto 300. È ancora poi vero che si sta aspettando il piano di caratterizzazione delle zone per capire di che entità stiamo parlando. Io in questo momento faccio una parentesi da tecnico, io non posso stimare quanto serve per bonificare un'area se non prima l'ho caratterizzata, quindi aspettiamo la caratterizzazione delle aree, dopodiché capiamo quante risorse servono, ma io credo con un dato importante che in maniera di partisan da parte del PD, del PDL e del centro c'è la volontà del governo nazionale a voler risolvere una situazione che dura da tanto tempo. Lo dici in 30 secondi cosa ha fatto il Consiglio regionale fin qua? Il Consiglio regionale ha fatto 2 cose. La prima ha stanziato risorse proprie per andare a indennizzare i pastori con delle direttive che sono state pubblicate 4 giorni fa con i 500.000 euro, anche qui purtroppo in ritardo, ma siamo riusciti a farlo, e ne ha impegnate altro 1,5 milioni per andare, a rivedere l'immagine di una terra che veniva considerata quella dei centenari. E concludo con l'altro progetto che è ben più ampio, che si ricollega al discorso che facevo io all'inizio. Pianifichiamo, studiamo per capire cosa vogliamo fare dopo. L'abbiamo fatto con una delibera di giunta, l'ha fatto il presidente Capellacci insieme all'assessore Cherchi e a 2 consiglieri regionali, uno è qui presente, si chiama Angelo Stocchino, l'altro è Antonello Peru, con un progetto innovativo che si chiama Arc-en-Ciel, che fa quello che chiedeva il sindaco di Villapuzzu, valorizza le nostre risorse partendo dalla paniere dei prodotti sardi, lo rimette a sistema e lo proietta verso l'esterno. Mariano Carta, allora, abbiamo sentito gran parte di queste interviste realizzate da Daniela Ausai sono state effettuate a Perdas de Vogo, il suo paese. Ma è possibile che la gente non si preoccupi? Gli agnelli a 2 teste che nascono negli ovili non sono già una sufficiente cartina di tornasole per farvi capire che qualcosa lì non funziona? Io su questa storia degli agnelli a 2 teste sinceramente non voglio neanche rispondere, perché di agnelli a 2 teste ne nascono, le posso garantire anche da altre parti. Se vogliamo dirla tutta, per esempio, si è fatta una ricerca sul torio e poi si va a scoprire che una zona che dovrebbe essere neutra risulta avere, cioè in particolare per il miele, risulta essere che il torio è più presente in parti che dovrebbero essere neutre piuttosto che in aree che vengono dal poligono. Allora qualche problema c'è. L'altro paradosso sarebbe quello che noi abbiamo, per esempio, la famiglia più longeva del mondo. Cioè, tutte queste cose in realtà sono in contrasto tra di loro. Io sono nati quando i poligoni non c'erano. È vero, però hanno anche vissuto per lungo tempo mentre i poligoni c'erano. Ci sono tante altre persone che stanno per compiere 100 anni. Insomma, io però vorrei sgombrare il campo dagli equivoci. Il mio paese non è un paese chiuso che vuole abbassare la testa, mettere la testa dentro la sabbia e non vuole conoscere la verità. Vogliamo conoscere la verità, però ne vogliamo parlare in maniera seria, vogliamo parlare in maniera scientifica. Parliamo di dati, non di lanci giornalistici, perché le dicevo, l'Unione Sarda probabilmente ha fatto... Però scusi un attimo, la blocco non per bloccare l'Unione Sarda, ma il sindaco di Villapuzzo diceva, ma i morti ci sono, li contiamo, sono superiori rispetto alla media regionale. Questo non è già un dato. No, ma questo non è esattamente così. Allora, noi ce lo diciamo spesso. Se muoiono di più a Villapuzzo, mentre muoiono di meno a Perdas de Vogo. Ce lo diciamo spesso con la... Sono a Villapuzzo i morti, non assolutamente. Sono a Perdas de Vogo. Abbi pazienza. No, sto dicendo quello, infatti. Sto dicendo che probabilmente stiamo raccontando 2 verità. Appunto. Io sto dicendo che nel mio territorio questo eccesso di mortalità non c'è, tant'è vero che l'Istituto Superiore di Sanità ha detto che nella corona intorno al poligono non c'è un eccesso di mortalità, anzi c'è un deficit di mortalità per certe patologie. Questo è un dato di fatto, ma è vero anche che nella ma è anche vero che nella frazione di Quirra c'è un'evidenza, cioè persone che muoiono, che sono morte di certe patologie. Quello che chiediamo appunto è che si faccia un'indagine seria per capire quali sono le motivazioni. Noi non siamo certo negazionisti in questo senso, ci mancherebbe altro. Io non mi permetterei mai e poi mai di giocare sulla salute delle persone, ci mancherebbe altro. Grazie Sindaco Carta. Nuovamente la linea alla regia, riprendiamo da qua il dibattito.